come sta andando in questa situazione veramente di richiesta eccessiva? Allora, confermo che la richiesta è assolutamente esorbitante rispetto ai parametri generali che ci sono sempre stati a Padova, quindi sicuramente c'è un afflusso maggiore di studenti quest'anno, la cosa è molto positiva naturalmente per la città, per l'università, ma dall'altro punto di vista non c'è l'offerta corrispondente alla domanda, quindi non si incrociano domanda e offerta e c'è un gap che sta producendo questa mancanza di alloggi per studenti. Quindi come si può risolverlo? Allora, noi stiamo lavorando di creatività in questo momento, nel senso che Padova è completamente satura in questo momento storico e quindi stiamo cercando di allocare gli studenti al di fuori della cintura del centro storico di Padova e anche addirittura al di fuori di Padova, quindi stiamo chiedendo a strutture, per esempio sui Colli Euganei, che sono ben collegate col centro di Padova, magari con 40-45 minuti di autobus, di accogliere questi studenti. Ci sono molti studenti che accettano volentieri, pur di poter venire a studiare a Padova, anche di andare al di fuori della cintura urbana padovana.